del quinto era un uso civico che consentiva ai capi famiglie di poter andare in foresta e andare a segnare un albero di dimensione più opportuna, eccetera, per fare la trave principale del tetto a quinto che si vedeva una volta, su cui poi venivano messe le trave secondarie. Ancora adesso questo uso civico a Fronte dello Stato c'è, per cui è un campo interessantissimo. Poi no, parliamoci, un altro campo interessante sono quello, per esempio, come si chiamavano, delle strade regge. È un altro campo interessantissimo, lì sono state ladronegge e non finire. Le famose strade regge che erano larghe, le trazzere, le regge trazzere, che erano larghe 42 metri, addirittura 42 metri, che attraversavano in lungo e largo la Sicilia, corrispondevano grosso modo alle autostrade attuali, no? Attraverso le quali venivano i grandi spostamenti, si spostavano gli eserciti, si spostavano gli armenti da una zona all'altra, dalla marina alla montagna, eccetera. Questi armenti addirittura vivevano lungo queste regge trattee, quindi questi allevatori prendevano i bagagli, mettevano le fascelle, ci mettevano tutti gli attrezzi che servivano per la lavorazione del latte e si incamminavano, una pagina molto bella, devo dire, che dovrebbe essere riscoperta, si incamminavano lungo queste trattee, facevano una giornata, si fermavano, facevano pascolare gli animali, addirittura lavoravano in latte, in gelo, lavoravano darsi, facevano altre cose eccetera, andavano nel paese più vicino, andavano a vendere per ricavare, quindi una pagina molto interessante. Queste strade, nel momento in cui i feudi sono stati localizzati, queste strade che dovevano restare pubbliche, di carattere pubblico, queste strade vennero smantellate. Adesso sì e no, esistono viottoli attraverso il quale ancora si può passare, ma queste famose trattee di 42 metri non esistono più, perché i frontalieri, i proprietari dei terreni che andavano sulla trattea, piano piano, un metro un anno, un altro metro un altro anno, eccetera, eccetera, se ne sono completamente impossessate da una parte e dall'altra. Quindi anche questa è un'altra pagina che... Ora, perché dicevo che questi usi civici hanno prodotto anche guasti enormi? Perché, ti cito il caso di Alcala di Rusi, lì ancora si dice il delitto di seminario, lo chiamano, di seminario. Questo diritto si perderebbe da quello che mi hanno detto se non viene esercitato questo diritto almeno una volta ogni 3 anni, cioè una volta ogni 3 anni questi carrelli devono essere sottoposti alla semina. Ora, una volta si seminava con l'arato a chiodo, eccetera, e tanto si poteva praticare le cose. Adesso si lavora con i potenti trattori che fanno questa famosa aratura a ritocchino, cioè dall'alto verso il basso, sconvolgendo il territorio, per cui quando piove questo terreno va a valle, e se tu vai nella zona di Alfaro il Bus, sotto il famoso lago del Biviere, lì praticamente la roccia è venuta in superficie, non cresce più niente perché a furia di seminare, tra l'altro non le raccolgono nemmeno, non è che vanno a mietere poi il terreno, lavorano solo esclusivamente per mantenere questo diritto, perché altrimenti rendono tempo. E per esempio la forestale aveva fatto un'opera, secondo me meritoria, aveva sottoposto a miglioramento il pascolo su 200 ettari, proprio per poter consentire ai pastori che hanno questo diritto di trovarci erba sufficiente per poter alimentare, perché nel momento in cui il pasto viene degradato, questo terreno di tutti è diventato terreno di nessuno, cioè la gente entra, quindi bisognerebbe entrare con un certo numero di capi per bestiame, invece ce ne mettono il doppio, il triplo, il quadruplo. Naturalmente questo bestiame, se non trova da mangiare, comincia a vagare, soprattutto quando il terreno è bagnato, poi gli zoccoli cominciano
a distruggere quello che è la parte superficiale del suolo, quindi diventa un deserto. Quindi praticamente non ci possono più andare gli animali perché non trovano niente. Allora avevamo pensato di recintarli periodicamente, 200 ettari una volta, 200 un'altra volta, eccetera, lasciarlo a riposo, seminare per rinfortire questo voto gerboso, come si chiama, e poi riconsegnarlo un'altra volta al comune. Non c'è stato verso di potercelo fare, cioè nel momento in cui l'abbiamo recintato, era il minimo che potevamo fare per sottoporre a queste opere di miglioramento, che hanno fatto impianti di elevazione eccetera, hanno rotto tutto, hanno messo gli animali, cioè si sono ripossessati del terreno. Quindi non vanno neanche